Un caro saluto a tutti coloro che ci stanno guardando, sono Massimo Sarti, sono il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura La Valletta, benvenuti al Malta Book Festival 2020 che quest'anno si tiene interamente online. Adesso presentiamo Carne mangia carne, un libro scritto da Andrea Monticone. Questa presentazione è frutto di una bella collaborazione con l'Associazione Culturale Vitaliano Brancati ed in particolare con il suo presidente Giovanni Firera, con cui appunto abbiamo portato degli autori piemontesi a Malta. Quindi Carne mangia carne è l'ultimo lavoro di Andrea Monticone. Andrea Monticone è un giornalista con una lunga esperienza di cronaca nera tra Torino e Milano. Ha creato la serie thriller del capitano, che ora è stato promosso a colonnello Sodano. Tra le sue opere si ricorda il noir rock maledetto Marsiglia Blues, il cult Ultimo mondo cannibale, Un assist per morire e il racconto Drew. Lascio adesso la parola al presidente dell'Associazione Vitaliano Brancati, Giovanni Firera, e ringrazio Andrea Monticone per essere con noi qui in questa occasione. Grazie a voi. Grazie. Solo l'unico dispiacere è non essere lì in quell'isola meravigliosa. Ma ti aspettiamo a breve. Sì, noi abbiamo il piacere, grazie veramente Massimo, direttore dell'Istituto di Cultura Massimo Sarti, per questa eccezionale, proficua collaborazione con il mondo della cultura italiano e soprattutto per quel che ci concerne con il mondo della cultura qui in Piemonte e a Torino. Noi come sappiamo faremo delle altre presentazioni, ma il primo, e parliamo di Andrea Monticone, è uno scrittore e soprattutto un grande giornalista. Mi onoro di una cosa, di dire che quest'anno, guarda caso, il premio Vitaliano Brancati, ed era una cosa che era stata già decisa l'anno scorso, quindi ha un valore assoluto, nel senso che non c'entra nulla ovviamente questa presentazione qui a Malta, al Malta Book Festival, ma Andrea Monticone è il caporedattore del giornale Torino Cronaca. Qui è come hai detto tu Massimo, è veramente un giornalista, un capitano di lungo corso da questo punto di vista. Ha fatto tutta una serie di percorsi, soprattutto nella nera, e il fatto di aver lavorato nella nera qui a Torino lo ha in qualche modo specializzato in questo noir, no? Gli viene più semplice, più facile ovviamente parlare, ma non solo di questo ovviamente, di parlare di noir. E fra l'altro sono delle belle cose che abbiamo anche quest'anno già presentato in alcune manifestazioni che si sono svolte qua a Torino. Ma io adesso vorrei ovviamente giustamente far parlare il caro Andrea, il caporedattore Monticone, e dire perché il noir, perché così incominciamo a spiegare agli ascoltatori del Malta Book Festival di questa tua passione per il noir. Prego Andrea. Grazie Gianni. Noir thriller come prosecuzione un po' di quello che è stato per molto tempo il mio mestiere, la cronaca nera, i delitti più clamorosi, anche i processi, i casi di cronaca più spinosi, più importanti degli ultimi anni in Piemonte, credo di essermeli gustati tutti, si può dire. Nel senso buono del termine. Nel senso buono del termine, intendo dire. Nel senso buono del termine, da Cogne in avanti credo di aver visto un po' di tutto. E all'inizio avevo creato questa serie di noir con il capitano Sodano, di cui ho fatto avanzare la carriera, e tutto nell'ambito del noir metropolitano, anche se cerco sempre di dare una venatura internazionale. Poi certo mi sono un po' concesso delle libertà con il noir rock che ricordavate, con il libro Ultimo mondo cannibale, che è uno di quelli a cui sono più affezionato, anche perché descriveva la società contemporanea, e in quel caso credo di aver peccato un po' d'anticipo, ero troppo in anticipo sui tempi.
Per il resto la passione restano i thriller, potete anche vedere, infatti la mia libreria di servizio qua dietro domina il genere thriller, che poi io devo confessare sulle catalogazioni sono sempre un po' perplesso. Noir, In che thriller, senso? spy story. A me piace dividere i libri in due sole categorie, libri belli e libri brutti, e poi tutto il resto sono divisioni che vanno bene per il libraio che deve mettere in ordine, nient'altro. Senti Andrea, tu hai, hai iniziato questo percorso nel noir, chiamiamolo così, nel thriller. Lei parla soprattutto del noir ai Down che si è verificato qui nel marzo di quest'anno e, e vorrei capire se sono diverse le tue storie, sono state diverse o hai avuto difficoltà a impiantare le tue storie nei precedenti libri oppure in questo libro, cioè ti è venuto un po' più difficile riuscire a calarlo nella realtà. In realtà mi è venuto abbastanza naturale perché scrivendo di thriller contemporanei e metropolitani non potevo certo scrivere un libro che non tenesse conto del lockdown, della pandemia e di tutto il resto, sarebbe stata fiction pura. A me piace che i miei personaggi si muovano nella realtà che viviamo. E non so dire se è più facile o più difficile, di certo è stata una bella sfida perché fare un'indagine, ma soprattutto realizzare una storia che mettesse azione, che mettesse anche un po' di suspense quando le città erano chiuse e paralizzate, beh, non è stato molto semplice. In questo mi è venuta in aiuto, si può dire, la criminalità perché a differenza della vita comune, quella non si è mai fermata. E ciò che io ho Ecco, tu descritto. in questo libro, scusami, perdonami se ti interrompo, è solo per riuscire a capire di quale criminalità parli. Tu nel tuo libro parli della criminalità nigeriana, che è Della qui mafia molto presente, nigeriana, cioè sì. sì, nigeriana. Carne mangia carne è una vicenda molto cruda, dove non hai risparmiato i dettagli più violenti. No, Purtroppo le decisamente no. situazioni che racconti non sono frutto solo della tua fantasia, ma c'è una grande parte di realtà. Sì, di sicuro ci sono indagini, ci sono inchieste, ci sono atti giudiziari che io ho seguito, ho potuto consultare. Il modo in cui affronto la narrazione della mafia nigeriana è quella di una criminalità organizzata straniera che si inserisce in un territorio in crisi e cerca di imporre la sua legge, quindi con i suoi locali che neanche dovrebbero esistere, una città quasi sotterranea che non si vede ma che è viva, che agisce. Poi nello specifico, perché sempre di thriller si tratta, non potevo fare a meno di metterci un paio di omicidi. Abbiamo l'omicidio Beh, sì, di un pensionato che probabilmente ha sfidato il boss sbagliato, ucciso in maniera orribile, gli viene strappato il cuore ed è questo che fa sospettare a uno degli investigatori che possa esserci la mafia nigeriana dietro. E poi l'orribile fine di una ragazza nigeriana che questo a pensionato aveva pezzetti. salvato e lei stava cercando di raggiungere una salvezza, una nuova vita e gliel'hanno impedito. Su questi delitti si staglia l'ombra dello Chama, l'uomo dell'ascia, che è l'uomo che viene chiamato, è il sicario che viene incaricato di solito dai clan di eseguire le punizioni, dalle frustate per gli spacciatori che non vedono abbastanza o dei capetti che vogliono andare un po' troppo su, fino a vere e proprie pene di morte. Mi posso inserire un attimo E, con una come no, domanda? Massimo, Certo. assolutamente. Volevo fare la domanda al giornalista adesso, cioè la criminalità nigeriana è un fenomeno dell'Italia del Nord, è un fenomeno dell'Italia in generale e quali sono i settori in cui, fra virgolette, è specializzata? Ormai la mafia nigeriana è un fenomeno nazionale perché è diffuso nelle città del nord, è diffuso a Roma,
è diffuso in Sicilia, dove sono provati suoi collegamenti, cooperazioni, collusioni con la mafia siciliana, e anche nel resto d'Italia qualche cosa deve fare, perché è lì il gioco delle mafie. Sono rivali, ma in qualche maniera i loro interessi si devono incrociare, perché il business è sempre droga e prostituzione, e questi sono i business anche di altri clan. Anche la distribuzione della droga all'ingrosso bisogna sempre passare attraverso l''ndrangheta prima di poterla distribuire ai manovali, agli ignorance, come li chiamano loro, che vendono eroina a poco prezzo per le nostre strade. E poi c'è l'aspetto della mafia con il colletto bianco, perché anche la mafia nigeriana si sta specializzando in settori diversi, sta cercando di rilevare attività commerciali, sta cercando di inserirsi nella crisi del paese, approfittare della crisi per fare soldi e per poi finanziare quelli che sono i loro obiettivi storici. La mafia nigeriana nasce come setta studentesca, come collettivo studentesco, tra l'altro considerato fuori legge in Nigeria. Si basava su un movimento per la supremazia e l'affermazione della negritudine, citando testualmente. Lo scopo era avere il potere in Nigeria. Per esempio, in un'operazione non troppo lontana nel tempo qui a Torino è rimasto coinvolto un personaggio di cui è stata chiesta l'estradizione dalla Nigeria, che era ministro di uno stato nigeriano, quindi non è proprio roba di poco conto. Il famoso terzo livello qui esiste. Per il resto si comporta esattamente come una piovra nostrana. Si insinua, si infiltra, approfitta della povertà, semina corruzione, accumula denaro. Sembra apparentemente che abbia metodi più crudi delle mafie nostrane, ma come faccio a discutere due miei personaggi all'interno del libro, si può scegliere tra chi... La crudità, davvero. Esatto, tra chi fa a pezzi una persona con colpi d'ascia e chi invece scioglie un bambino nell'acido per colpire il padre. Come dice il commissario Natuzzi, che uno dei personaggi è: vogliamo fare a gara chi fa più schifo? Ecco, questo in linea di massima gli affari della mafia nigeriana, che per certi versi è più pericolosa delle mafie attuali, perché ha una possibilità di manodopera quasi infinita, sempre per via della crisi, della povertà, certo, del disagio sociale. C'è un altro personaggio, una persona importante di Torino, della nostra Torino, della nostra Italia, non solo di Torino, che si occupa di questo problema, che è quello della mafia nigeriana, che io penso che sia assolutamente sconosciuta nell'isola di Malta. Poi Massimo, il direttore Sarti, mi dirà, ma l'altra persona di cui si è occupato di questa mafia nigeriana è anche lo psicologo, lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Vi sentite spesso sui problemi che sorgono all'interno di questo, in questo settore, oppure no? Ognuno di voi ha un'idea? Noi ci sentiamo abbastanza spesso, perché Alessandro Meluzzi è uno dei consulenti del mio giornale, quindi viene chiamato spesso in causa per varie cose, però sulla mafia nigeriana non ci siamo mai né sentiti né confrontati, anche perché credo che i nostri approcci siano un filo diversi. Io seguo, al di là dell'aver seguito in parte le vicende giudiziarie che lui ha seguito da perito di parte, io poi alla fine faccio romanzi, quindi ho un approccio assolutamente diverso e letterario. Mi prendo anche delle libertà. Quindi no, dal punto di vista tecnico non l'ho usato come consulente. Però se lui vuole usare me come consulente, facciamo un cambio per una volta. Non l'hai usato come così? Sì. Senti, i tuoi protagonisti, quindi il Sudano, il colonnello Sudano, come hanno vissuto questo
noi male, noi cittadini, ma loro come hanno vissuto la Torino deserta, il lockdown, un po' tutte queste situazioni un po' anomale della nostra nazione e non solo della nostra. Beh, il colonnello Sodano è un po' smarrito, un po' perplesso quando attraversa le strade deserte con la sua moto. Per il resto il suo lavoro non è cambiato perché le mafie non si fermano e il suo lavoro alla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, deve proseguire. Certo è un filo più complicato, però Sodano è anche una persona estremamente solitaria e di conseguenza il lockdown non l'ha infastidito più di tanto, se non, questo non l'ho messo nel libro, ma è una confidenza che ha fatto lui, un po' per la chiusura dei pub, ecco, mettiamola così. Infatti quando nel romanzo il commissario Natuzzi, poliziotto borderline, lo trascina nei locali della criminalità organizzata clandestini, beh, da modo, da segno di divertirsi anche parecchio. Ho dovuto alleggerire un pochettino. E quindi gli piace, certo, quindi gli piace anche l'ambiente, vabbè. Senti, come hai vissuto tu invece? Parliamo di te personalmente. Come hai vissuto tu questi momenti di lockdown, di clausura forzata? Io parlo di quella passata perché quella ahimè, quella attuale la stiamo vivendo in questo momento. E per quel che mi riguarda è un po' più pesante rispetto alla prima, che sembrava una novità, ma No, al di là del mio lavoro che è cambiato nelle modalità, perché anche noi abbiamo dovuto affrontare lo smart working, la riorganizzazione e fare un giornale persino diverso, dove la cronaca doveva essere anche informazioni di servizio. E posso dire che ho avuto più tempo per leggere durante il primo lockdown, ho avuto più tempo per godermi la casa, la famiglia con la mia compagna, i miei gatti. Però va bene, dai, lo posso dire anch'io come Sodano. Santo cielo, quanto mi manca la possibilità di una birra al pub o di viaggiare, che tra l'altro era previsto proprio la scorsa estate di venire a Malta, è andata così. Però queste sono piccole cose rispetto a ciò che ci circonda. Adesso ci mettiamo d'accordo poi con il direttore Sarti, magari un salto a Malta lo facciamo volentieri, Certo. Anche perché con gli amici Gianni Oliva e Vitali abbiamo detto che dobbiamo riprendere. Noi siamo stati l'anno scorso ospiti del Festival del Libro di Malta e devo dire che io la conoscevo già perché è un po' prospiciente casa mia. Io sono siciliano, vivo a Paghino e quindi conosco molto bene quella terra, è una terra meravigliosa e Massimo Sarti ha il grande piacere di vivere in questa isola che è semplicemente meravigliosa. Quindi presto credo che tutti quanti andremo lì. Io vi aspetto. Mi piacerebbe farti anche una domanda un po' sociopolitica, oltre che a disposizione. Massimo, vai. contaci. Vorrei capire, Massimo, cosa hai trovato tu alla chiusura del primo lockdown? Come hai trovato questa nuova Italia? Come stai vivendo questo nuovo lockdown? So che non hai la palla di vetro, ma che cosa pensi che succederà quando finirà questo nuovo lockdown, che non si sa quando finirà? No, infatti, alla fine del primo lockdown abbiamo trovato tutti un'Italia che voleva tornare a vivere magari in maniera diversa. Io non colpevolizzo la voglia di vivere che c'è stata durante l'estate, anche perché tecnicamente ci è stato detto che potevamo farlo, quindi non spettava certo a noi cittadini preoccuparci di costruire nuovi reparti di terapia intensiva o di prevedere una seconda ondata. Quindi quando vedo che da parte delle istituzioni c'è sempre il consiglio, troppa gente in giro, siate responsabili, siate questo, siate quell'altro, va bene signori,
instillateci il senso di colpa. Voi da parte vostra che cosa avete fatto? È questo che mi piacerebbe sapere. Quindi la risposta a questa domanda è quella che vorrei trovare all'uscita di questo secondo lockdown, molto semplicemente. Mi inserisco io un attimo, se posso. Tanto mi fanno segno che il tempo nostro a disposizione Certo, Massimo, ma come no, Massimo? Stavo per passarti la parola. Grazie. Dicevo, mi fanno segno che il tempo a nostra disposizione sta un po' per scadere. Ok, dimmi. E quindi se Certo. posso fare una domanda, ritornando una doppia domanda, però capisco possa essere magari non facile la risposta o lunga, ma cerchiamo di essere brevi purtroppo. Allora, la domanda è questa. Uno, diciamo, il neopromosso colonnello Sodano si ispira a qualche personaggio di detective, oppure lo scrittore Andrea Monticone ha qualche detective che ama in modo particolare? Questa è la domanda che vorrei. Sì. Il colonnello Sodano si ispira ad alcuni ufficiali che ho conosciuto nel corso della mia carriera, uno in particolare che a sua volta era diventato scrittore, poi adesso ha lasciato l'arma. Per il resto io sono carico di modelli. L'ho incontrato ieri. Ecco, sì, però non glielo L'ho incontrato diciamo. ieri e mi ha detto che si era ispirato. No, ok. Lo sa Colonnello anche lui benissimo. appena diventato, quindi vai. Ecco, io poi ho molti E buon viaggio. detective, autori ai quali mi ispiro. Michael Connelly ve l'ho già svelato, ma anche quello che un tempo si diceva il colpevole piacere della lettura della saga di Sass, di Gérard de Villiers. Poi sono tantissimi gli autori, dovessi citarveli tutti. Poi ognuno dà qualcosa e da ognuno si prende qualcosa. Poi magari anch'io ho ispirato qualcuno. Certo. Aspetto che mi telefonino per dirmelo. Assolutamente. Allora Giovanni, senti, lascerò a te la parola ultima per concludere questo primo bell'incontro con gli scrittori piemontesi, ma raccolgo quello che tu hai detto e vi aspetto a Malta. Massimo, io vorrei. Vi aspetto a Malta a presentare il libro in presenza, come si suol dire, perché come dice un altro piemontese, Paolo Conte, in una bellissima canzone, ma più che scriverti o telefonarti, eventualmente abbracciarti vorrei. Quindi veramente vorrei incontrarvi. Ma quello molto volentieri, sarà un piacere e un onore. Giovanni, è caduto Gianni. Giovanni forse è caduto. Allora, se è caduta la linea con Giovanni, chiudo io questo bell'incontro con Andrea Monticone, con il suo ultimo lavoro, Carne e Mangiacarne, che vi invito a leggere. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Giovanni Filera per aver portato Andrea Monticone e grazie ovviamente ad Andrea per essere stato con noi. L'ospitalità. Grazie di tutto. Ciao.